La questura di Udine pubblica una serie di video per prevenire le truffe ai danni degli anziani e per la prima volta sono in friulano, sottotitolati in italiano. Dalla questura di Udine e dall'agenzia Arlef arriva uno strumento in più nella lotta alle truffe a disposizione dei cittadini, quelle al bancomat, le truffe al telefono, via mail o anche a casa. Si tratta di video prodotti in lingua friulana. Giovanni Taormina. Rappresentano una fonte di allarme sociale frequente e assumono caratteristiche sempre diverse, colpendo le persone, in particolare quelle sole, sia in ambienti domestici che pubblici. Sono le truffe agli anziani. La prevenzione è quindi fondamentale affinché gli anziani, ma non solo, imparino a riconoscere il pericolo e sappiano come comportarsi per non essere raggirati. Questo è l'obiettivo con cui la questura di Udine, con il supporto dell'Arlef, ha ideato e realizzato un'importante campagna di prevenzione e sensibilizzazione dei cittadini per rendere più efficaci i videomessaggi e raggiungere tutti i comuni friulanofoni. Sono stati prodotti nella loro lingua madre, il friulano. Controlla che qualcuno non mi spia il PIN. Pensiamo di riproporla anche per nuovi video, nuove collaborazioni. È importante proprio per far sentire la nostra Marilenga e quindi insomma io dico che la questura di Udine a Crot per la nostra Marilenga è importante, ma soprattutto perché è importante che il messaggio sia chiaro e che arrivi appunto alla comprensione totale di chi ha bisogno. Un cittadino informato e consapevole dei rischi che questa società presenta è un cittadino più forte, meno vulnerabile e quindi capace di difendersi in prima battuta da forse la maggior parte delle insidie che può trovare quotidianamente. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in questura, presente anche gli attori che si sono prestati alla realizzazione dei 4 spot. I video affrontano le situazioni di raggiro più comuni, dal bancomat al telefono, via mail e in casa. Se tu hai dubbi, Sospies. Ho bisogno di assistenza? Clama il 112. clame. C'è pure. Se tu ti senti in pericolo o tu hai un problema, clama la Polizia di Stato al numero 112.